Va ora in onda Filo Diretto. Oh, perfetto Andrea. Beh, Andrea, sono partito prima, ha fatto una faccia, ma che sentano. Allora, la sigla era quella giusta, e l'emittente è quella giusta, Radio Libertà, il momento è quello giusto, il congresso della Lega, che la vostra Radio Libertà vi trasmetterà in diretta fino in fondo. E allora, intanto apriamo le linee se volete intervenire e dire la vostra. Tra pochissimo dovrebbero avviarsi i lavori con i saluti di Matteo Salvini, e quindi appena, mi raccomando Andrea, appena Matteo Salvini avessimo anche al telefono il Padre Eterno, gli diremo: Padre Eterno, aspetta, attendiamo i saluti di Matteo Salvini, perché è un congresso che arriva, direi, con il vento a favore. Vi ricordate alcuni giornali lo scorso autunno, anzi la scorsa primavera, preannunciavano venti di guerra, eccetera eccetera. Invece c'è una parola che ho imparato da giornalista che non conoscevo. Io conoscevo l'Alkermesse, quello che si usa nei dolci, la kermesse la chiamano, e ho preso anch'io questo vizio. Un congresso che vedrà soprattutto che vedrà tra le altri gli interventi di molte personalità anche straniere. Ci parleranno, vi dico, oggi è previsto, dopo i saluti, vi ricordo che il congresso si sta svolgendo a Firenze, e parleranno i segretari regionali, una volta li chiamavamo nazionali, per intendersi, quelli vecchiotti come me, insomma, per capirsi. Poi parlerà il capogruppo del Parlamento europeo, per la Lega, ovviamente, e poi ci sarà il vicepresidente del gruppo parlamentare europeo, e poi l'intervento del coordinatore dei giovani, e poi i vice segretari federali, i governatori, i ministri, insomma, di quel che c'è non manca nulla. Vediamo se tra poco abbiamo il collegamento. Allora, diamo anche loro un nome. Avremo Luca Baroncini, che farà dopo Salvini gli onori di casa, perché lui è il segretario della Lega Toscana, Vincenzo D'Incecco, Abruzzo, Paolo Zenorini, che è il segretario della provincia autonoma di Bolzano, Pasquale Pepe, il segretario della Basilicata, Giorgia Latini, segretaria delle Marche, Aldo Patriciello del Molise, Jacopo Morrone della Romagna, Michele Ennas, Sardegna, Diego Binelli della provincia autonoma di Trento, Augusto Marchetti della segreteria regionale segretario regionale dell'Umbria, Maria Alice Boldi, Valle d'Aosta, Filippo Mancuso, Calabria, Giampiero Zinzi, Campania, Matteo Rancan, Emilia, Roberto Marti, Puglia, Nino Germanà, Sicilia, Riccardo Molinari, che del Piemonte, Massimiliano Romeo della Lombardia. Loro due sono anche, lo sapete, il presidente del gruppo parlamentare a Montecitorio, Molinari, e a Palazzo Madama i senatori Massimiliano Romeo. E Massimiliano Romeo, che a me piace sempre ricordare come voce storica della FU Radio Padania, Marco Dreosto del Friuli Venezia Giulia, Davide Bordoni, Lazio, e Alberto Stefani per i Veneti. Il capodelegazione del Parlamento europeo è Paolo Borchia, poi Mette Thyssen, che è il vicepresidente dei sovranisti del Dags Folk Party al Parlamento della Danimarca. No, scusate, lui è il vicepresidente del Folk Party Parlamento della Danimarca. Il coordinatore dei giovani della Lega, Luca Toccalini. I vice sono Andrea Crippa, Claudio Durigon,
Maurizio Fugatti, che è anche presidente della provincia autonoma di Trento, e Massimiliano Fedriga, che è il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ed era anche, se non sbaglio, il presidente della conferenza delle regioni. Poi abbiamo Attilio Fontana, perché questo è il momento dei presidenti che qui vengono indicati all'anglosassone, governatori. Luca Zaia dopo Attilio Fontana, e poi ci sono i ministri: Roberto Calderoli, ministro affari regionali e autonomia; Giancarlo Giorgetti, ministro del MEF, ministro economia e finanza; e poi Alessandra Locatelli, che è ministro per la disabilità; e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. E poi saranno illustrate le modifiche allo statuto diciamo, nel lavoro finale. Quindi un programma molto nutrito. Il calendario, l'orario indicava alle 18, ma probabilmente si arriverà anche alle 20, alle 23, alle 2 di notte, non lo so. E c'è Andrea che mi guardava terrorizzato perché lui domani è qua. A che ora domani mattina tu, Andrea? Alle 9, con Semivarin. E poi sì, con Semivarin, te lo dico io, questo lo so. Poi nel pomeriggio invece avrai Antonino Danna, l'ottimo abbondante Antonino Danna. Quindi mi dimenticavo che la radio è presente, non solo è l'unica emittente che vi trasmetterà in modo integrale questo congresso, chiamiamola manifestazione, ma abbiamo due inviati speciali: il direttore responsabile Giovanni Sallusti e il responsabile del sito della radio, radiolibertà.net, Beppe Braga. Quindi direi che abbiamo circondato il congresso, Radio Libertà ha circondato il congresso, e quindi qui ci siamo noi, sia oggi che domani, nell'intera giornata di domenica, e quindi direi che ci sono i nostri anzi, in questo caso abbiamo Andrea, che è una specie di jolly, no? È come sai che una volta c'è stato un periodo, tu sei anche, mi sembra, appassionato di calcio, moderatamente, non ha importanza, ma allora, visto che ti piace il calcio, negli anni 70 per un certo periodo andò di moda la figura del jolly, che era un giocatore che poteva interpretare diversi ruoli. Allora, erano gli anni in cui è arrivato e piombato il calcio moderno, il calcio da tutto campo olandese. Però l'idea di un giocatore che ricoprisse più ruoli era sorprendente. Uno dei jolly più forti che ci siano stati fu il padovano Albertino Bigon del Milan, che l'anno della stella del Milan doveva giocare come libero, invece esplose Franco Baresi, lui giocò più avanti col numero 10 perché Rivera era infortunato, e segnò anche una decina di gol. Lui appunto poteva fare, vedi, libero, centravanti, regista. Un altro, il nostro era un giocatore dell'Inter che adesso è anche campione del mondo, Comasco, l'Ariano, e adesso proprio che fa, diciamo, lavora con Conte al Napoli. È un giocatore famoso che ha un'amnesia terrificante. Va bene, sto cercando intanto i numeri: 02 92 94 7222, se volete dare voi i saluti al congresso. Poi vediamo, c'è una chat, vediamo il WhatsApp, che adesso non ho sott'occhio, quindi non mi ricordo il numero. Oriali? Oriali, Lele Oriali, bravissimo, Lele Oriali. E avrei dovuto saperlo io, ma siccome le ultime volte l'ho visto sulla panchina del Napoli, no? Oriali è proprio stato Inter, e quindi arrivato con uno dei treni in Frecciarossa alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, da militantissimi auguriamo buona assemblea a tutte le nostre amiche, amici dirigenti e delegati Lega Salvini Premier che partecipano al congresso federale di persona e che ci seguono sui social network. Cesare, che come sempre accompagna con i suoi interventi anche con immagini. Qui c'è l'immagine. Cesare, quello a destra penso sia tu,
Qua c'è il Frecciarossa e poi seguici in diretta sui canali social. Eh, Vediamo se tra poco dovrebbero iniziare i lavori. Comunque intanto anche su Facebook e su YouTube e su X c'è la diretta dei canali social. Ma voi seguitela pure qui a Radio Libertà, perché poi sentirete anche gli interventi del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Auguri alla Lega, che è la migliore classe dirigente, penso, d'Italia, a livello proprio di amministratori locali, neanche il PD ce l'ha così. Scherzeggia invece Fratelli d'Italia come classe dirigente. Sono Mario D'Arieti comunque. Sì, ti ho riconosciuto. Devo fare i complimenti. Certo, la scelta non è stata molto felice della sede. In un covo rosso come Firenze, di quelli, sai, il fiorentino tipico, no? Ottuso, un po' cialtronesco, che poi, guardi, io se c'è una città che si vanta di essere igienista ma è una delle più razziste al mondo, me ne sono accorto quando lei è un appassionato di calcio, vero Pellegrin? Sì. Ecco, io andai nel 2000-2001 una volta a Firenze in trasferta. Io le do una brutta notizia per lei, io sono romanista. No, io sono interista anti-juventino naturale. Io, Mario, le assicuro, le dico la verità, spero un giorno, io spero che vinca la mia Inter, ma spero di vedere, prima di morire, mi piacerebbe tanto Roma-Liverpool con la Roma che vince i rigori di Champions, perché mi è rimasto sul gozzo, anche se io sono interista, quel lontano giorno del 1984 mi è rimasto sul gozzo perché la Roma fu derubata. Bravo, vede, ecco, se ci fosse stato allora il VAR avremmo vinto quella partita, perché il loro gol era chiaramente, diciamo, irregolare. Carica sul portiere. Sul palo, sul portiere, e noi purtroppo ci ha fregato la lentezza della tecnologia, perché col VAR avremmo avuto uno scudetto in più col gol di Turone che ci voleva la Juve. Quindi vabbè, queste sono un po' di digressioni che ho fatto. Mi ricordo andai in tribuna nella civile progressista e sinistrissima Firenze. La Roma quel giorno vinse 3-1, pensi con doppietta di Cafu e di Tommasi, me lo ricordo ancora. Loro segnò il solito Battistuta. Gli insulti che ho sentito ad Aldair e a Cafur dai tifosi fiorentini, insulti verso le persone di colore, io non le posso neanche immaginare, cioè neanche il più profondo dei razzisti potrebbe dire. Furono insultati in tutte le cose in una maniera vergognosa. Firenze, sto dicendo, una delle città più a sinistra d'Italia. Allora ebbe proprio sempre l'immagine del fiorentino insieme un po' Rotomonte, un po' Cialtrone, no? Quelli là che classico della Toscana profonda, no? Pellegrini. Era comunista mio nonno, era comunista mio padre, e mio nonno era partigiano. Ma quanti partigiani c'erano in Toscana? Tutti lì. Ma se in tutta Italia erano 180.000 su 45 milioni di abitanti. A Firenze mio nonno era partigiano, io ero comunista e muoio comunista, cioè dei trogloditi, dei minus abens senza futuro proprio. Non si può intavolare una discussione. Ecco, contesto la città dove si è andato a fare questo congresso. Praticamente li onoriamo troppo noi della Lega, questi qua. Si poteva fare, non so, una città del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, ma proprio Firenze. Scusate, ho fatto questa osservazione, questa riflessione storica. Grazie. Siamo anche come a scuola quando c'era il supplente, di solito era la supplente, tema libero in attesa. Naturalmente il focus è sui lavori congressuali che vedono forse mai come oggi, anche le ultime puntate con Salvini c'è stato questo inserimento, è la parola che si può usare, di figure politiche affini alla Lega, provenienti però da altri paesi. Infatti
io stavo parlando. Allora, domani ci sarà il vicepresidente del Folk Party della Danimarca, no, oggi, scusate, domani c'è il vicepresidente della FPO, l'austriaco Udo Landbauer, il vicegovernatore della Bassa Austria, che è anche vicegovernatore. Poi ci sarà il portavoce nazionale di Vox, Fuster, spero che la pronuncia sia giusta. Poi ci sarà José Antonio Fuster, poi un cognome un po' tedesco. Poi abbiamo in collegamento video ci sarà il vice Jordan Bardella, quindi un po', lo sapete, lo conoscete tutti, è indicato come l'erede, insomma, di Marine Le Pen prima dell'incidente, dello scandalo anche giudiziario. Tra l'altro io me lo ricordo, Bardella, perché se vi ricordate ne abbiamo parlato, credo, con Francesco Giubilei in un Oltre la pagina. Era emerso una lettera che si passavano loro, quelli di sinistra, per attaccare nel Parlamento europeo gli esponenti, soprattutto i sovranisti, ed era indicato Bardella perché dicevano perché è particolarmente bravo. Cioè, dalle parti dalle quali provengo si dice certe volte rider par non pianger, ti fanno cadere le braccia, no? In italiano in questo caso funziona ancora di più. Questi ragionamenti, cioè, non c'è niente di politico, perché naturalmente gli attacchi erano di bassa lega, cioè erano tipo vietare le missioni all'estero, cose di questo tipo, cioè non il confronto politico. Quello sì, cioè, guarda che quello lì è il più bravo, bisogna confrontarsi con lui, bisogna scontrarsi, bisogna dargli addosso anche politicamente, quella è politica. Invece loro dicevano proprio di usare i tranelli, arrivare a non concedere le missioni all'estero. Proprio cose, dispetti da asilo, ma neanche. Allora, vediamo, sto tenendo d'occhio anche il nostro sito, vediamo, e anche il profilo YouTube. Ancora non si muove foglia. Sapete che è anche difficile mantenere Fabio da Vercelli invece replica, ma non entriamo, i romanisti non devono insegnare niente a nessuno, come si può capire non sono di sinistra. Va bene, qui è una disputa tra tifosi, allora non entriamo in questo caso, però devo dirti, Fabio da Vercelli, che una cosa a me riscontrava, cioè a me ritornava di quello che diceva Mario, dei tifosi della Fiorentina, cioè in curva della Fiorentina ho sentito, diceva Mario, sono appassionato di calcio e mi piace anche seguire le trasmissioni sportive, sentivo giornalisti dire che in tribuna anni fa, mi ricordo quando era ancora presidente del Milan, Galliani fu investito da una salva di sputi, cose di questo genere, cioè comportamenti assolutamente indegni. E poi c'è il fatto quello di contare i morti dell'Israele, che è una cosa che cioè io sono anti-valentino naturale, ma l'Israele è tabù, cioè è dolore, e quindi non voglio difendere nessuno. Noi entriamo, Fabio, dici quello che pensi invece no, dici quello che vuoi intanto, o se vuoi parlarci del congresso, e se no di quello che vuoi. Va bene, anche di non posso, no. Eddie, intanto mi fa veramente piacere, risentirti, anche se in questo caso è un'immagine, un abbra come fanno qua a Milano, non è nella mia natura, un abbraccio. E poi bellissimo, bellissimo. Ah, devo dire che questo l'hanno fatto i fiorentini se non sbaglio. Ci siamo, ci siamo, ci siamo.
Buon congresso a tutti. Ho notato che non è stato menzionato da nessun TG e ho notato che anni fa il congresso della sinistra, quella con Vendola, fu trasmesso da Rai News. Allora, vediamo se riusciamo a far partire sento degli applausi, quindi qualcosa si muove nel palco di Firenze. Vediamo. Andrea. Fammi sentire che musica stanno adoperando, per curiosità.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.